Bene, siamo in diretta. Possiamo iniziare la nostra diretta. Benvenute e benvenuti a tutte e tutti. La Sardegna che non si taglia, la prima di tante iniziative e azioni pubbliche che si svolgeranno in tutta la Sardegna, nei territori e soprattutto nel web, in rispetto delle norme e dei comportamenti di tutela sanitaria di contrasto alla diffusione del virus, perché purtroppo, come abbiamo visto, non è semplice organizzare ad agosto e a settembre la campagna di un referendum costituzionale, soprattutto dopo una pandemia che non è ancora finita. Ci sono tanti motivi per dire no, e il no che preferisco è certamente il no propositivo. Credo di eliminare i microfoni. Potete togliere il microfono? Giovanna, ok, gliel'ho tolto, scusate. Allora, dicevo che il no che preferisco è certamente un no propositivo. Il no che penso, il no che voglio è quello di chi vuole rafforzare il ruolo del Parlamento e dei consigli regionali, delle assemblee. E questo modo di dire no è anche il modo migliore per dare ossigeno alla democrazia. Il no non solo contro il taglio del Parlamento, ma un no per connettere, per unire tutti i soggetti politici che praticano il conflitto sociale e lottano da sempre anche contro quei poteri che hanno scelto di mettere il mercato e le diseguaglianze come motore della società. Ha scritto bene ieri Luciana Castellina sul manifesto: il problema della democrazia e di un Parlamento più democratico e più giusto non sarà risolto neppure con la migliore riforma elettorale. Il no non risolverà tutti questi problemi, ma la vittoria del sì non comporterà solo una riduzione dei parlamentari con tutte le ripercussioni negative che quasi tutti i costituzionalisti ci hanno indicato nella battaglia che stanno conducendo. Significherebbe molto di più la vittoria del sì, significherebbe accelerare ulteriormente un già pericolosissimo processo di svuotamento della democrazia rappresentativa che gestisce le nostre società occidentali, e a quel punto i rischi di una possibile avventura autoritaria sarebbero prevedibili, purtroppo e gravi. Badate, per me esiste una relazione molto stretta tra quei soggetti politici che hanno determinato politiche neoliberiste e queste spinte di riduzione della democrazia. Sono spinte pericolose che maturano sempre quando è in atto una crisi della democrazia, e dove il rimedio consiste sempre nell'onnipotenza della maggioranza impersonata da un leader carismatico. È come se ci fosse un copione già scritto, un copione già scritto. È come se l'opinione pubblica, che tra l'altro è già decisamente orientata a togliere potere e rappresentanza al sistema della politica e dei partiti, la crisi dei partiti e quindi anche della politica è nata, oltre ai mali autogenerati dalla classe politica da sola, anche da elementi esterni, dai comitati e dalle segreterie dei partiti. E oggi questa crisi si è acuita soprattutto per l'eccessivo avventurarsi di certi nuovi attori politici in pulsioni antidemocratiche che hanno deciso di provare a mettere in stand-by il sistema dei partiti e di affidarsi a stregoni che sintetizzano la rabbia degli esclusi. Il mio no, il no del manifesto sardo, il no dei comitati sardi per la democrazia costituzionale è un no che propone anche una possibile medicina per permettere di riconquistare spazi di democrazia e contrastare la delegittimazione dei partiti. E questo può essere
fatto solo se si rafforzano tutte le assemblee elettive. Era però necessario in Sardegna attivare anche un soggetto sardo che connettesse tutte le energie che si stanno muovendo nel sostegno al no nel referendum, per un motivo molto semplice. La Sardegna, se vinceranno i sì, sarà una delle regioni piccole e medie più danneggiate dalla compressione della rappresentatività politica del Parlamento. Per questo dobbiamo dire no, perché la nostra regione è un'isola delle diseguaglianze ed è destinata ad avere sempre meno spazi democratici. L'assetto costituzionale democratico del Parlamento e di tutte le assemblee elettive è uno dei pochi strumenti che i sardi hanno a disposizione per difendersi dalle suggestioni autoritarie e dalle derive antidemocratiche di chi vorrebbe pochi uomini al comando. I sardi e le sarde dovrebbero votare no a questo referendum per evitare che la rappresentanza politica della Sardegna, che è già stata compromessa da una legge elettorale regionale antidemocratica e nata per escludere le minoranze non alleate con le coalizioni più votate, rischia di scomparire dai luoghi della decisione. Vi ringrazio e do subito la parola al nostro prossimo ospite, Anthony Muroni dell'Associazione Sardos. Ciao Anthony, benvenuto. Grazie Roberto, buonasera a tutti e a tutte, sia alle persone che converseranno con noi che a quelle che ci guarderanno. Io cercherò di essere sintetico e di stare nei tempi che ci hai assegnato. Dico che ancor prima della Sardegna, che è la cosa che naturalmente mi interessa di più, io credo che questa mobilitazione riguardi ogni sincero democratico. Purtroppo abbiamo armi che sono un po' spuntate in questa società che io, e in questo tempo che io spesso definisco malato, perché come ti vuoi contrapporre a persone che fanno campagna per il sì dicendo che i parlamentari sono inutili per quello che hanno fatto, è inutile che camparli lì, mantenerli, sono dei falliti, sono un costo, cioè voglio dire, questi sono discorsi che non hanno un fondamento di ragionamento e non hanno un fondamento istituzionale. Perciò noi dobbiamo fare un discorso che presumibilmente non è molto popolare in quel tipo di società. Il discorso democratico è questo. La rappresentanza è importante sempre. La rappresentanza subisce un deficit da almeno 25 anni, da quando cioè in Italia il ruolo dell'esecutivo, il ruolo del governo ha prevaricato quello dell'organo legislativo che è stato individuato dalla Costituzione come un parlamentarismo perfetto tra Camera e Senato. Dunque è chiaro che il ruolo dei parlamentari stessi è stato via via delegittimato, al di là della loro qualità, dalla preponderanza degli esecutivi. Da quando poi gli esecutivi si sono fatti anche la legge elettorale che consente loro di decidere nomi e cognomi delle persone che verranno elette, questo fenomeno si è via più moltiplicato. Dunque la rappresentanza parlamentare è in crisi non solo perché la qualità della democrazia o dei parlamentari eletti non è alta, ma perché c'è stata una prevaricazione da parte di un potere dello Stato che nessuno ha saputo fermare, perché va bene a tutti, è andato bene a tutti quelli che hanno governato. In particolare questa riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari ha, credo, i migliori motivi per dire no e sentire quello che dicono i propugnatori del sì. L'altro giorno una parlamentare del Movimento 5 Stelle ha messo nero su bianco che è giusto tagliare i parlamentari perché così sarà più facile controllarli. Evidentemente non ha mai letto la Costituzione, che parla di parlamentari che sono eletti, sì, nelle liste di un partito, ma che agiscono nell'interesse dei cittadini senza vincolo di mandato e senza rispondere a nessuno, se non alla loro coscienza e all'interesse dei cittadini. Ancora, dal punto di vista così della rappresentanza, dicevi tu, la rappresentanza legata alla Sardegna e ai territori. La Sardegna soffre un deficit che è lo stesso che denunciavo prima, cioè quello del fatto che i cittadini non possono sostanzialmente eleggere i propri parlamentari. Io ho fatto la campagna elettorale nel 2018 e quando ero in un'occasione pubblica chiedevo, ma conosci tu qual è il mio competitore di tale partito? No, non so chi sia, ma voto quel partito
perché voglio cambiare, perché voglio dargli cose, e non conoscevano il nome della persona che stavano eleggendo, e poi si lamentano del fatto che magari il parlamentare non funziona. Ancora dicono: ah, ma i parlamentari oggi che rappresentano la Sardegna non fanno nulla. 17 su 25 di questi parlamentari rappresentano le forze di maggioranza, che sono quelle per tagliare i parlamentari. Dunque i loro elettori stanno dicendo che questi 17 parlamentari non sanno fare nulla. E mi stupisce del fatto che tutti e 17, o buona parte di questi 17, sostengano questa cosa, la facciano passare senza... Io invece, siccome lavoro in Senato, conosco l'impegno di molti parlamentari sardi e so che, se anche spesso non riescono ad arrivare al risultato, c'è un impegno sincero, non solo per la Sardegna, ma per alcune cause importanti di tutti. Certamente con il taglio dei parlamentari si scende a 5 senatori eletti in Sardegna. Questo significa che l'Oristanese, il Nuorese e le zone interne presumibilmente non avranno un senatore, perché molto probabilmente questi 5 senatori saranno spartiti dalle grandi aree urbane, e il futuro, già preannunciato da quello che sembra essere quello che detta la linea, soprattutto al Movimento 5 Stelle, cioè Marco Travaglio, è il futuro probabilmente che queste regioni insulari o quelle del sud dovranno riunirsi in collegi che sono pluriregionali, cioè significa che per noi, magari cambiando di nuovo la Costituzione, che invece prevede esplicitamente che ci sia una rappresentanza regionale minima, magari un futuro insieme alla Sicilia, forse con neanche un senatore eletto. Cioè tutto questo si prefigura un disastro dal punto di vista democratico. Cioè quello che noi andiamo a fare il 20 e 21 settembre lo pagheremo per i prossimi 20 anni, 30 anni, perché non è che dopo che fai una riforma costituzionale di questo tipo, fra 5 anni puoi tornare indietro e ritornare al numero di parlamentari che avevi prima. Sarà sempre peggio, e perciò le persone stanno votando, o dicono di voler votare, di pancia, senza pensare a quello che sarà il loro futuro e senza pensare al fatto che la storia ci racconta che quando tu hai tolto rappresentanza e quando tu hai tolto la possibilità ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti, gliene dai ancora di meno, non è mai venuto niente di buono per la democrazia. Ecco, questo è il mio pensiero, condensato nei minuti che avevo a disposizione, e naturalmente per il tempo che riuscirò ascolterò naturalmente anche quello degli altri, e poi quello che non riuscirò a sentire in diretta lo recupererò naturalmente stanotte. Grazie Anthony, ringraziamo Anthony Moroni dell'associazione Sardos, giornalista ed ex direttore dell'Unione Sarda, e impegnato anche sia personalmente sia con la propria organizzazione nel sostegno al no nel referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre. Do la parola adesso a Giovanna Casagrande. Giovanna Casagrande è un'attivista dell'organizzazione indipendentista Sardegna Possibile, ci spiegherà le sue ragioni del no nel referendum. Attivo il microfono a Giovanna, ecco. Ciao Giovanna. Giovanna, sei in diretta. Mi sentite? Ciao, sì, mi sentite? Ti sentiamo tutti, sei in diretta, ti abbiamo appena attivato il microfono. Un attimo. Sì, Giovanna, puoi parlare. Ah, senti? Giovanna, sei in diretta, puoi parlare. Sì. Giovanna, sei in diretta, puoi parlare. Sì. Un ritorno incredibile. Però dovresti disattivare allora, ringrazio Roberto Manifesto per lo spazio. Non ho sentito. Non stiamo parlando con te, ti stiamo Dimmi, ascoltando. Roberto. Ti stiamo ascoltando. Allora, Giovanna? mi senti? Sì, Giovanna, ti stiamo aspettando il tuo intervento. Mi senti? Mi senti? Sì, Giovanna, stiamo aspettando il tuo intervento. Roberto, sì. mi senti? Sì. Ascolta, Giovanna, facciamo così. Io do la parola. Io non sento niente, parlo.
Allora, do la parola a Claudia Ortu. Nel frattempo chiamo Giovanna Casagrande al cellulare e le spiego come usare questo strumento. Claudia Ortu è la portavoce di Potere al Popolo, comunque una rappresentante di Potere al Popolo in Sardegna, che Potere al Popolo è un'organizzazione italiana che è impegnata nel sostenere il no nel referendum. Ecco Claudia, sei... Ok, sì, stavo dimenticando di accendere il microfono. Salve e buonasera a tutte e a tutti. Chiaramente Potere al Popolo è anche un'organizzazione che è impegnata nelle lotte sociali, con tutte le sue assemblee in giro per l'Italia. Facciamo tante altre cose, ma tra queste, visto che per noi è importante difendere i diritti di tutte e tutti e come dire, dare una nuova rappresentanza alle persone che sono state abbandonate finora, quindi alle classi popolari, non era una scelta possibile, cioè non potevamo scegliere altro che questa posizione rispetto al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. E in parte vorrei anche riprendere quello che hai detto tu, Roberto, perché tu dici a un certo punto hai parlato di pochi uomini al comando. Ecco, la questione di genere è una questione che diventerà fondamentale nel momento in cui c'è questo taglio dei parlamentari, perché questo significa, quindi sono proprio pochi uomini maschi al comando, nel senso che chiaramente mettendo in mano ai capi partito la compilazione delle liste elettorali, senza ombra di dubbio verrebbe a mancare una rappresentanza femminile degna di questo nome, e questo è uno degli aspetti che secondo me non stanno venendo fuori tanto e che invece sono fondamentali rispetto a questo taglio dei parlamentari. Un'altra cosa, si è parlato prima, si è introdotta la questione del neoliberismo, giustamente, come hai detto tu, è una tendenza che mira a silenziare tutte le assemblee parlamentari, ma dalle più piccole, da quelle dei luoghi di lavoro, per dire anche le assemblee nelle quali si decide all'università cosa si deve fare, come andare avanti, sono assemblee che sono svuotate di senso, perché tutto è ammantato da questa, come dire, questo potere taumaturgico dell'efficienza. Tutto deve essere efficiente. Il Parlamento deve essere efficiente. Io diciamo che questo referendum, cioè ancora prima di andare contro il referendum, vado contro l'idea del fatto che il Parlamento debba essere efficiente. Cioè, il Parlamento deve rappresentare un'entità politica per rappresentarne le varie istanze. Sento un ritorno che non sentivo prima, adesso ok. Quindi c'è questa idea che il Parlamento debba essere efficiente, secondo me è deleteria per la rappresentanza, perché il Parlamento deve essere, anzi, il Parlamento dovrebbe proprio essere quel luogo nel quale si rappresentano e nel quale le opposizioni hanno spazio. Le opposizioni possono controllare il lavoro che viene fatto dal governo, controllare il lavoro appoggiato dalle maggioranze parlamentari, fare un lavoro di denuncia e fare un lavoro di opposizione seria. E con questo taglio al numero dei parlamentari noi ci stiamo privando di questa possibilità di avere un esercizio genuino di un'opposizione parlamentare. Un'altra questione che mi piacerebbe sottolineare, cioè non so se voi avete visto i numeri. Allora, i numeri dei deputati e dei senatori prima erano numeri, come dire, non erano numeri pari, cioè erano numeri che venivano da un conteggio fatto per garantire una certa rappresentanza per numero di abitanti. Ok, quindi venivano fuori dei numeri spuri, diciamo 630, 315, insomma non sono numeri tondi, ecco. E adesso sembra che, così come hanno tagliato tutto, stiano facendo dei tagli così un tanto al chilo anche alla nostra rappresentanza, perché dice, vabbè, quanto facciamo di deputati?
facciamo un numero pari, facciamo un numero tondo, 400. 400 perché? Cioè, qual è il motivo dei 400? Perché ci piace che finisce con lo 0. Stessa cosa per i 200. Insomma, si evince anche non tanto non solo dalla volontà di tagliare, ma anche da come è stato tagliato, che veramente non c'è proprio un pensiero reale dietro questa decisione di tagliare il numero dei parlamentari. Infine, cioè, vorrei solo ricordare che questa la butto così, vorrei solo ricordare che il taglio dei parlamentari faceva parte del piano di rinascita democratica di Gelli e della P2 e questo dovrebbe in qualche modo accendere un campanello d'allarme rispetto a questa cosa. Poi rinascita e democratica, come si dice a Cagliari, si vurridi, chiaramente perché era invece un progetto per privarci della democrazia e tagliarla. Io non sto tenendo, scusate, non sto tenendo conto dei minuti che sto prendendo. Se sono in finale di intervento, forse Roberto neanche tu hai tenuto i tempi. Insomma, sì, io vorrei finire con... Hai ancora qualche minuto, Claudia, continua pure a parlare. No, ok, allora io diciamo che le nostre ragioni per il no le ho illustrate abbastanza. Questa riforma non garantirà parlamentari più onesti, perché i parlamentari saranno sempre comunque scelti dai segretari di partito, dai potentati economici. Posto che, e per me è un disvalore, ma posto che l'efficienza fosse un valore, non garantirà una maggiore efficienza del Parlamento, quindi secondo me comunque noi come Comitato per il No dovremmo veramente attaccare l'idea che il Parlamento deve essere efficiente. Non vedo perché, voglio dire, facciamo tante cose che non rispondono al criterio dell'efficienza e sono le cose più belle. Cioè, se rispondessimo sempre al criterio dell'efficienza non ci prenderemo cura dei nostri anziani, perché non è efficiente per volendo, no? Dico, portando il ragionamento all'estremo, non tutte le cose devono essere efficienti e il Parlamento non è una di queste. E quindi cioè, noi dobbiamo difendere la nostra democrazia, dobbiamo difendere noi stessi, dobbiamo difendere la nostra rappresentanza. Questa è la battaglia del no a questo referendum. Nel caso io non riesca a intervenire, vorrei invece lanciare un invito a tutte le persone che sono qua e agli altri che in qualche modo si stanno mobilizzando per il no. Qualunque sia l'esito di questo referendum, subito dopo il 21 alle 10 di sera noi ci dobbiamo organizzare per portare avanti una battaglia per la riforma della legge elettorale in senso proporzionale puro, senza sbarramenti, perché va bene che anche le leggi elettorali non sono la garanzia di una vita felice, però senza che passi il no o che passi il sì, noi dobbiamo sicuramente lottare per avere finalmente una legge elettorale proporzionale che ci permetta una rappresentanza di tutte le istanze dei vari popoli che vivono in Italia, che stanno in Italia, del popolo italiano, ognuno la veda come vuole, però secondo me, visto che questo è come dire, il modo in cui siamo organizzati, l'apparato statale di cui siamo parte, dobbiamo occuparci del fatto che sia democratico e sarà sicuramente più democratico se noi abbiamo una legge proporzionale pura, dove tutte e tutti possono essere rappresentati, soprattutto le minoranze, perché questa è la democrazia. Grazie a Claudia Ortu di Potere al Popolo e grazie anche a Potere al Popolo che sostiene il no nel referendum e sostiene tra l'altro anche una cosa che come comitati sardi sosteniamo da tempo, e cioè la necessità e l'urgenza di una legge elettorale proporzionale. Riproviamo ora il collegamento con Giovanna Casagrande di Sardegna Possibile. Tolgo il microfono a Claudia e lo attivo a Giovanna. Giovanna, ora puoi parlare. No.
No, Giovanna, non stai ancora parlando, ci deve essere qualche problema tecnico ancora. Quindi do la parola ad Andrea Zuddas e risento Giovanna per capire che problema tecnico c'è. Ok, Andrea, puoi parlare. Andrea Zuddas è del Comitato Giovanile per il No di Nostra. Prego, Andrea. Sì, Mi ti sentite? sentiamo. Perfetto, allora intanto buonasera a tutti, ringrazio Roberto per l'invito a questa, soprattutto per questa occasione di dibattito su un tema che praticamente è passato sotto traccia tutto questo periodo, basta guardare anche i dati Agcom di agosto, nello spazio in TV dedicato è praticamente nullo, insomma sono alcuni minuti, questo ci dà una tara di in quali condizioni effettivamente ci stiamo approcciando ad uno stravolgimento simile della nostra rappresentanza. Io, stasera vi parlerò a nome del comitato appunto giovanile Nostra, per il no al referendum, dove il no è contenuto anche nel nome stesso del comitato. Vi parlerò in qualità di coordinatore del comitato provinciale di Cagliari che abbiamo fondato con alcuni ragazzi. Nostra nasce a Roma a dicembre del 2019 come comitato a connotazione giovanile. Ad oggi abbiamo circa 1300 iscritti in tutta Italia, che sono tutti tra gli under 20 e gli under 30, con 32 coordinamenti sul territorio nazionale a base provinciale. I primi 20 di questi sono nati circa il mese successivo, quindi verso gennaio. Questo, dà un'idea di come si è sviluppata un po' a macchia d'olio questa movimentazione. In Sardegna siamo presenti poi a Cagliari e a Sassari. Ora, l'idea, è quella di provare a far rete e mettere in campo una movimentazione giovanile che, di per sé per qualcuno potrà sembrare quasi paradossale, cioè che, dei giovani si pongano in questa diatriba per il no, ma in realtà incarna pienamente i protagonisti dell'esito del voto che andiamo a fare appunto il 20 e il 21, cioè chi effettivamente erediterà questo nuovo ordinamento politico. Ora, questo sabato saremo poi a Roma come comitato nostro appunto in piazza Santi Apostoli e poi nel corso di questi mesi a netto poi delle norme del distanziamento sociale abbiamo fatto una serie di volantinaggi sul territorio, banchetti, cercando di coinvolgere quanti più coetanei possibile. Coetanei proprio dove tra l'altro si annida sempre di più il disinteresse per la politica in generale e poi anche l'astensione. Tuttavia, dal nostro punto di vista, poi questo penso che ci ripeteremo tutti un po' su questa affermazione, ma tant'è, gli astenuti non potranno che aumentare dopo un taglio della rappresentanza, soprattutto in questa fattispecie. Ora, magari può sembrare anche qui controintuitivo, ma in realtà se si va a vedere bene, e lo diceva prima forse Anthony Muroni, questa riforma anticasta, no? per citare il libro di Stella e Rizzo, Fortunato il libro, in realtà l'ha votata e voluta e approvata in Parlamento la stessa casta. A questo punto, ora, chiunque abbia partecipato negli ultimi anni, abbia avuto modo di vedere da vicino partecipare alla formazione di una lista parlamentare, è chiaro che avrà notato come funziona, qual è il meccanismo generale, cioè che fondamentalmente la gran parte, o comunque una parte importante degli eletti, di quelli che poi vengono comunque inseriti nel listino, peraltro bloccato, dipendono direttamente dalle segreterie di partito. Dal momento che abbiamo dei paradossi, come per esempio ne cito uno a caso, la Boschi che viene eletta in Trentino o un Salvini che viene eletto in Calabria, ci danno più o meno qual è una tara di quanto possono essere poi organici effettivamente alla società o al collegio entro il quale questi vengono eletti. Non parliamo poi dei paracadutati in Sardegna, non approfondisco in questa sede, ma abbiamo avuto vari esempi in questo senso. Ora, è chiaro che se si diminuisce il numero dei seggi, già si fa fatica a controbilanciare questo fenomeno, che tra l'altro esita in una fedeltà cieca, naturalmente, dell'eletto verso chi poi lo ha messo lì, perché si crea un rapporto quasi di clientela. È chiaro che con poi 345 parlamentari in meno, il gioco è sempre più complesso. Per cui questo genera, tra l'altro, una disaffezione alla politica, un aumento della tensione e deriva tra l'altro intanto dalla scelta di togliere le preferenze, ma poi con un provvedimento del genere non si sa veramente dove si va a finire.
E questo perché oggi la politica, spiace dirlo, ma è sempre più vittima di dinamiche che sono fondamentalmente corporative, di fatte di cerchie ristrette, di favori, di favoritismi, per cui diciamo certo che questi esistevano anche prima, per carità, esistono dalla notte dei tempi, sarebbe ingenuo dire il contrario, però la differenza è che mentre prima c'era una partecipazione popolare importante, c'erano grandi partiti di massa, il cittadino tendenzialmente sapeva a chi rivolgersi, per cui se avevi da migliorare la tua condizione avevi un punto di riferimento, mentre invece oggi, e lo voglio dire senza offendere nessuno, questa deriva diciamo è consolidata da almeno 20 anni, per cui io non ascriverei ai 5 Stelle la responsabilità totale di quanto sta accadendo. Diciamo che chi ha cominciato a voler riformare gli enti locali con sistemi elettorali particolari, numeri di seggi, tali per cui poi forse con l'8-10% dei consensi non riescono a esprimere un proprio rappresentante, per cui anche una dinamica magari dal basso che vuole eleggere un proprio rappresentante poi fatica tante volte a vedere un suo rappresentante eletto. Questo vale per il Parlamento come vale ancora di più per questioni appunto più prettamente locali e ripeto, anche il centro-sinistra in questo ha secondo me delle responsabilità. Cioè abolire le circoscrizioni, ridurre i consiglieri, abolire le province, poi ha portato effettivamente un risparmio nelle tasche del cittadino come promesso? No. Ha semmai prodotto un'inefficienza complessiva del sistema unita poi appunto allo spaesamento e alla disaffezione per la politica. Per cui quello del taglio dei parlamentari, no, è l'ultimo capitolo di una saga che comincia da lontano e non comincia certo con Linde Diotti, come ha detto qualcuno, dimenticandosi che quando la stessa Linde Diotti parlava in Italia c'era il Partito Comunista Italiano, c'erano le province, c'erano i consigli regionali, comunali con un numero più alto, c'era il doppio delle persone che andavano a votare alle amministrative. Per cui in realtà io se mi si chiede dove comincia secondo te la deriva, personalmente io la collocherei all'inizio degli anni 90, cioè il momento in cui si sono perse tra l'altro varie bussole che ripeto qui per questioni di tempo non approfondiamo. Ora venendo ai numeri poi la lascio la parola a chi viene dopo di me, qualcuno l'ha anticipato, la Sardegna perderà il 35,29% dei seggi alla Camera, quindi dal 17 all'11, il 37,5% al Senato, dall'8 al 5, è paradossale che la Lombardia, per esempio, ne perda l'1% in meno, perché poi, certo che passa dal 49 a 31, ma è il dato percentuale che conta in questo caso. Per cui hai regioni del sud come l'Abruzzo che ne perde il 42,9%, la Basilicata che ne perde il 57%, che sono tra l'altro quelle che già di per sé sono per motivi strutturali in condizioni più precarie, hanno avuto delle riforme per cui i consigli regionali sono diminuiti di numero come consiglieri, hanno anche meno rappresentanti a Roma. Bisogna capire poi un cittadino a chi si deve rivolgere, no? Per andare a cercare di risolvere i propri problemi o di migliorare la propria condizione. Quindi io credo che, stante l'egemonia culturale del risentimento, che peraltro reputo anche giusto, no? Verso una politica delle corti fatta di gente che sta su Facebook, che prende una posizione a seconda del lancio di agenzia del momento. Ne abbiamo un esempio anche di qualche ora fa, non so se avete seguito, che invece che seguire la propria coerenza appunto si unisce al coro. E anche espressioni che utilizzano quali argine ai populismi, no? In relazione a questo voto, che parla di argini quando invece dovrebbe carpirne le spinte propulsive popolari, provare insomma a interpretarle e farsene avanguardia. Stando tutto questo, io temo, un po' spero di sbagliare per carità, che il sì insomma vincerà. Per cui questo certo è che è quasi ridicolo che a fronte di un risparmio dello 0,07% per le casse dello Stato avremo poi un Parlamento composto da pochi membri, quindi immaginate la comodità poi per le famose lobby, no? Quelle sì che risparmieranno quando dovranno far passare con metodi più o meno ortodossi dei provvedimenti a loro congeniali, no? Avranno quindi una possibilità infinitamente migliore per farli passare e soprattutto saranno poi eletti completamente sconnessi dalla loro realtà territoriale, ma messi lì diciamo per dipendenze da determinate verticismi di organizzazioni. Quindi concludo dicendo che nella storia le costituzioni, i parlamenti sono nati perché il popolo si dotasse di un potere in qualche maniera da opporre a quello di un singolo, di un monarca oppure di un gruppo ristretto. Oggi alcuni anche ex compagni o compagni li rimettono nel calderone, ripeto, cioè, perché bisogna fare anche autocritica. Alle volte si è riusciti, diciamo, in una distorsione tale per cui si è indotto lo stesso popolo a cannibalizzare la propria forza. Cioè, questo è in realtà un vero e proprio capolavoro dell'elite.
Grazie Andrea Zuddas, grazie al Comitato Giovanile di Nostra che è presente anche in Sardegna e in tutti i territori nel sostenere le ragioni del no. Riproviamo il collegamento con Giovanna Casagrande. Giovanna, non ti sentiamo. Non riesco ad attivare ancora il tuo microfono e quindi do la parola a Maria Laura Urrua adesso. Aspettate, faccio un altro tentativo con Giovanna. Oh, Giovanna, adesso forse ti sentiamo. No, Giovanna, non ti sentiamo. No, non si sente. Quindi do la parola a Maria Laura Urru. Non si sente nulla. Attivo il microfono Maria Laura. Niente, non riesco ad attivare neanche il microfono a Maria Laura. Come sarebbe? Maria Laura, attiva il microfono. Ok, mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Buonasera a tutte e a tutti. Io ho ascoltato con molta attenzione quanto è stato espresso fino ad adesso e non voglio assolutamente ripetermi, ma sottoscrivo quanto ha espresso molto bene anche nell'ultimo intervento Andrea Zuddas, che tra l'altro, essendo un giovane ed essendo un ragazzo under 30 o under 25, adesso non ricordo bene, è una speranza che ci fa ben pensare. È chiaro che in un momento in cui i partiti non sono capaci di autoriformarsi e di provare a cambiare anche la propria classe dirigente, scaricare le responsabilità su un sistema democratico e di rappresentatività come può essere il Parlamento, diventa complicato per noi da accettare. Diventa complicato da accettare perché, come è stato detto prima di me molto bene, si rafforzano alcuni soggetti che andrebbero, i leader di partiti, le segreterie di partito, che andrebbero chiaramente in queste condizioni ad avere una sorta di canale preferenziale per poter portare avanti delle istanze che oggi come oggi sono anche un po' pericolose, vista la deriva che sta correndo ultimamente nel nostro paese. E tra l'altro una questione che è fondamentale e non dobbiamo dimenticarci: servirebbe molta più centralità del Parlamento. Questa azione è un'azione che invece il Parlamento lo svilisce, perché va a generare proprio una quasi come dire che il Parlamento non ha effettivamente quel ruolo centrale che dovrebbe avere. Premesso che sono anche d'accordo sul fatto che sia necessaria una rivisitazione sulle competenze e sulle competenze tra Camera e Senato, quello che effettivamente vanno a svolgere, che adesso può essere anche molto simile e andrebbe riformato in questo senso. Questo però lo si fa lavorando sui regolamenti interni del Parlamento, non lo si fa tagliando il numero dei parlamentari e facendo passare un messaggio pericoloso quale è quello del costo della rappresentatività oggi all'interno del Parlamento. Perché? Perché una regione come la Sardegna, è stato detto prima di me, va a perdere quasi in Senato il 37,5% della rappresentanza. Questo è gravissimo. Intanto la legge elettorale dovrebbe avere una rivisitazione e noi dovremmo essere oggi più che mai coloro che quando scelgono i propri rappresentanti dovrebbero poterli votare. Quindi andrei a lavorare su far cadere i listini bloccati che delle volte vedono alcuni soggetti entrare in Parlamento perché il partito del momento viene votato e spesso non si sa neanche quali siano effettivamente i rappresentanti. È necessario lavorare su una legge elettorale capace di far sì che noi possiamo scrivere nome e cognome dei nostri rappresentanti, perché quando noi abbiamo una capacità di questo tipo, noi possiamo anche andare più facilmente a chiedere insomma quali siano i risultati effettivi che quel deputato sta portando avanti in Parlamento. E non chiaramente stare all'interno di un calderone che diventa un po' un calderone difficile da controllare per l'eletto. Quindi questo avvicinerebbe l'eletto
è l'elettore. Come succede un po' effettivamente quando si scelgono i rappresentanti in consiglio regionale o nei propri territori, nei comuni. Anche se, apro una parentesi, anche in Sardegna, soprattutto in Sardegna, la legge elettorale ha bisogno di una grossa rivisitazione, perché non è possibile, non è pensabile che forze che delle volte hanno anche delle percentuali in doppia cifra rimangano fuori da un consiglio regionale, come è successo non molto tempo fa. Mi viene in mente ad esempio il fatto che Michela Murgia a suo tempo non ha avuto la possibilità di avere dei rappresentanti in consiglio regionale nonostante avesse preso un 10%, è quello anche che è successo in questa ultima tornata elettorale. Io non voglio assolutamente adesso calcare la mano su alcune questioni che sono state già riportate, però oltre diciamo così, la riduzione della rappresentatività territoriale che noi come Regione Sardegna andremo a perdere in questo caso, c'è anche la riduzione di quelle minoranze che poi sono espressioni di parti sociali. Nel momento in cui alcune componenti critiche non vengono più rappresentate in Parlamento, è chiaro che vengono poi piano piano anche a sparire nella società, perché è una società che non viene più ascoltata, che già adesso con molta fatica si ascolta. Quello che invece si dovrebbero provare a fare i movimenti che sono nati negli ultimi anni, ma i partiti stessi che devono assolutamente rivedere il loro concetto interno, è quello di avvicinare invece quei mondi che nelle piazze si fanno sentire, che si fanno sentire anche attraverso le manifestazioni che sono sempre più ricorrenti dei giovani. Mi viene in mente chiaramente, essendo una portatrice di quelle istanze, il gruppo dei ragazzi del Friday for Future, un movimento tra l'altro molto forte anche ultimamente, che è quello delle sardine, che ha espresso diverse mancanze all'interno degli organi istituzionali, ovvero delle non risposte che costantemente non vengono date. Oppure anche sui diritti che comunque vengono portate delle istanze, ma sono sempre delle istanze un po' timide. Ecco, noi abbiamo perso come politica la capacità e la forza di ascoltare queste realtà che non possono assolutamente non avere una rappresentanza all'interno del Parlamento. Poi è chiaro che vorrei ritornare anche sulla riforma che viene portata e che sarà messa al voto al referendum. Noi siamo sempre andati in cerca di quel bicameralismo perfetto che si è sempre cercato. Ecco, a mio avviso oggi questa riforma che viene votata così, con poche anche motivazioni tecniche e reali, ma seguendo la via più semplice, la chiamerei, rischia davvero di allontanare ancora di più da quel bicameralismo perfetto che si è andati sempre e spesso a cercare e che noi abbiamo il bisogno di portare avanti. Poi io non penso che si debba precludere la possibilità di un rinnovo dell'assetto istituzionale, assolutamente. Il rinnovo dell'assetto istituzionale deve essere fatto, ma come ha detto anche Claudia Ortu, in questa riforma non c'è un pensiero concreto e si vede tutto, perché la mancanza di questo pensiero rischia davvero di portarci a un degrado e poi tra l'altro viene, come possiamo dire, sintetizzata nella mancanza di efficienza del Parlamento. L'efficienza del Parlamento si può trovare, io sono convinta che lavorando davvero seriamente sui regolamenti interni che ormai sono datati e che vedono delle volte anche non chiara, un ruolo non chiaro da parte della Camera, del Senato e delle commissioni stesse.
non è pensabile che si riportino ogni volta le stesse cose per un periodo effettivamente troppo lungo, magari delle cose che possono essere anche snellite da quel punto di vista. Ma per fare questo è chiaro che si deve lavorare all'interno del Parlamento stesso per rivedere gli strumenti interni. Io vorrei giusto chiarire una questione. Noi abbiamo la necessità chiaramente di trovare un giusto equilibrio anche tra la rappresentatività e la governabilità, per carità di Dio. Ma c'è un'altra questione, non è pensabile neanche che per ogni cosa si possa proporre una sfiducia al governo, perché a mio avviso la sfiducia dovrebbe nascere quando si porta la finanziaria o quando si porta la legge di stabilità, perché su una legge di stabilità si può anche pensare che quel governo non stia lavorando bene e si mettano i paletti perché il governo possa andare a casa, ma non si può lavorare chiaramente con il laccio al collo quotidiano come sta avvenendo in questo come è avvenuto e sta avvenendo in questo periodo. Però per fare una riforma del genere non si può assolutamente pensarla con la superficialità con la quale si è pensata. Io sottoscrivo in pieno l'appello che è stato presentato dai 183 costituzionalisti per il no. Ho letto le varie posizioni, sono contenta anche che molti professori dell'Università di Cagliari, di Sassari e comunque della Sardegna abbiano sottoscritto questo appello, perché dà comunque la forza per continuare a fare questa battaglia che dobbiamo assolutamente provare a portare anche sui territori, nonostante l'emergenza sanitaria ci metta un po' in difficoltà per questo, però lo dobbiamo fare con forza. Non vorrei aggiungere altro perché è stato detto tanto prima di me e quindi lascerei anche la parola a chi viene dopo di me. Grazie. Grazie Maria Laura Uru, consigliera regionale del gruppo dei progressisti in Consiglio regionale. Faremo un'ulteriore prova con Giovanna Casagrande. Ci dobbiamo riuscire alla fine a far parlare Giovanna Casagrande. Non è possibile che facciamo, diciamo, neghiamo la parola a Giovanna. No, deve parlare Giovanna. Quindi ora riattiverò il microfono a Giovanna. Mi sentite? Ok, Giovanna, ora sei in linea. Ah, mamma mia. Ora ti Salutiamo sentiamo, il maresciallo, che magari questa interferenza è una battuta, ovviamente. Nel frattempo ho modificato in itinere il mio intervento, nel senso che lo limiterò moltissimo perché ho sentito delle cose molto interessanti. Vorrei partire da quello che ha detto Tsoudas, perché io credo che questo scontro Io non la sento. Ah, non mi sentite più? Roberto? Ah. No, parla, chi è che non ti sente? Ti sentono tutti, noi non stiamo parlando, siamo noi che parliamo. Allora, il problema di questa sovrapposizione fra sì e no è un problema sia politico, ci mancherebbe, ma è anche culturale. Tsoudas ha detto una cosa interessantissima: molte colpe di questa deriva sono addebitabili al centro-sinistra. Noi dobbiamo renderci conto di come questa Costituzione più bella del mondo è stata ripetutamente manipolata. Io non vorrei negare che già nel governo Monti con Napolitano sponsor fu introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione per allinearci all'Europa, rendendo lo Stato italiano come un'azienda, l'efficientamento della politica. Quindi questi tagli dei parlamentari sono una conseguenza di un certo tipo di politica che non si rende conto che una carta costituzionale non può essere cambiata da ogni governo che, molti dimenticano, è eletto temporaneamente, non ha un mandato per tutta la vita, capito? Noi che abbiamo trovato davanti una
strada spianata che abbiamo potuto negli anni, io sto parlando della mia età, provare a fare un lavoro politico riguardo le riforme, a un certo punto mi incontro ora con delle persone, i sostenitori del sì, che dicono sì, ma l'Italia ha bisogno di riforme. Riforme di che cosa? La sanità, per esempio. Abbiamo visto che in piena epidemia si sono visti tutti i difetti di una sanità pubblica. Guardiamo quello che sta succedendo in ambito scolastico, guardiamo cosa è successo in campo del lavoro. Noi abbiamo le carceri, per esempio la riforma carceraria dovrebbe essere impellente, invece che cosa si va a copiare dagli altri? Si va a copiare il numero dei parlamentari, non conoscendo evidentemente le regole di stati diversi, non conoscendo il fatto che una volta che tu tagli, cioè non si tratta di alberi, capito? Si tratta di tagli che sono definitivi e poi vediamo le leggi elettorali che sono il peggioramento dell'altra. Quindi dobbiamo dire no assolutamente per impedire che queste riforme siano le solite riforme all'italiana peggiorative. Non credo che sia soltanto un discorso di numeri, credo che qui la democrazia, che non è mai perfetta, Nadia Urbinati dice che la democrazia è di per sé cacofonica, perché effettivamente per arrivare a un equilibrio democratico ci sono degli scontri, dei conflitti, no? Non ci sono delle decisioni perentorie come queste. E poi diciamo la verità, fino a maggio del 2019, quando PD e l'EU erano opposizione, hanno dato 3 voti contrari al taglio. Perché adesso io dovrei fidarmi come loro chiedono, perché loro stessi i promotori del Sini hanno fatto una questione se votate no cade il governo. Ma cosa vuol dire? La riforma costituzionale è legata al governo insediato al momento? No, credo che sia una cosa sbagliatissima e volevo anche aggiungere che i promotori del sì, e in Sardegna ce ne sono troppi ed è molto deludente questo, intellettuali, sociologi, politologi, storici, che sostengono il sì con quelle motivazioni che io trovo imbarazzanti, vanno ad ascriversi nella pagina classe dominante, perché la classe dominante è quella che continua ad usare il popolo come uno strumento. La classe dirigente è quella che invece si fa carico delle istanze e dirige nella condizione migliore quello che dovrebbe essere il bene dello Stato che si governa. Allora, io credo una cosa, il no che noi dobbiamo esprimere, al di là di tutte le valutazioni validissime che ho sentito poco fa, deve essere anche un no. E io ho a cuore molto questo fatto, deve essere un no rivolto alle nuove generazioni, alle generazioni cui noi lasceremo un disastro. Io dico a mio figlio, noi abbiamo trovato un'autostrada aperta, lasceremo ai nostri figli un tratturo, cioè dove se non c'è il fuoristrada non lo puoi trafficare. Quindi io dico no e sono contenta che nel mondo indipendentista ci siano movimenti come Camminera No, partiti come Libero che si sono espressi assolutamente in modo favorevole. Credo che, come ha detto, non mi ricordo chi, 2 ore dopo il risultato, qualunque esso sia, noi dobbiamo mobilitarci, ma dobbiamo mobilitarci per pretendere che la politica debba essere risanata da noi stessi, perché noi abbiamo delegato moltissimo agli altri, importando modelli partecipativi da altrove, adottando questi modelli oppure sposando queste liturgie che sanno tanto di partecipazione, ma sostanzialmente non c'è niente. Noi sappiamo che il Parlamento è eletto, cioè è rappresentato da nominati, ma non per questo dobbiamo tagliarli, dobbiamo cambiare la politica da casa nostra, dai nostri piccoli spazi. Grazie, scusate per il casino. Grazie a Giovanna Casagrande, che è una attivista, una militante del movimento indipendentista Sardegna Possibile. Io ritengo che ci sia davvero da
rallegrarsi se soggetti che da sempre praticano il conflitto sociale in Sardegna, come i movimenti indipendentisti e come Sardegna Possibile, aderiscano ai comitati sardi per il no e sostengano le ragioni del no, perché senza la democrazia delle assemblee, con il rischio molto ravvicinato purtroppo della vittoria del sì al referendum, il processo di autodeterminazione della Sardegna, il processo di autogoverno è a rischio, e quindi ha senso il no dei soggetti dei partiti indipendentisti. Tra l'altro ricordo anche che Caminera Noa e Liberu hanno recentemente sostenuto il no nel referendum e organizzeranno insomma anche nei territori in cui sono attivi delle assemblee. Lascio la parola adesso all'avvocato Michele Zuddas, che è il segretario del Partito Comunista Italiano della Federazione di Cagliari. È giusto, Michele, non sto sbagliando. Prego, Michele. Buonasera a tutti, ringrazio Roberto per l'invito e ringrazio anche chi mi ha preceduto per la loro analisi molto interessante. Vorrei aggiungere poche cose. Intanto, quando analizziamo questo referendum, uno degli errori che secondo me si compie è quello di focalizzarsi come se fosse una fotografia, cioè sul taglio dei parlamentari. In realtà, come la storia degli uomini è un flusso e un divenire, anche la storia delle costituzioni è un flusso e un divenire. E purtroppo dagli anni 90 in poi si è instaurata una prassi politica che a mio avviso ha inciso in maniera determinante sulla nostra Costituzione, in maniera surrettizia, con una truffa. Qualcuno ha citato un istituto, si dice extra ordinem perché non è previsto, che è quello della fiducia, cioè subordinare l'approvazione di una legge alla fiducia del governo che l'ha proposta. Già questo è un problema, perché le leggi le propone il Parlamento e non il governo, quindi abbiamo già qua un vulnus che ci dovrebbe dire che c'è qualcosa che non funziona. Ma l'altro aspetto ancora più importante è l'utilizzo della decretazione d'urgenza, cioè in Italia non è disciplinato lo stato d'eccezione, non è disciplinato lo stato d'emergenza, ma la Costituzione consente. Questo è un istituto che viene per la prima volta utilizzato e proposto dallo Stato fascista, quindi questo dovrebbe dirci anche un po' che cosa doveva essere la decretazione d'urgenza. Ecco, dovrebbe essere motivata dalla necessità d'urgenza. In questi anni il criterio e il parametro della necessità e dell'urgenza è diventato del tutto soggettivo, cioè non legato a una reale necessità e urgenza del Paese, ma a una necessità e un'urgenza politica del governo che propone le leggi ormai. Non è più il Parlamento, ma è il governo. Ecco perché quando dobbiamo pensare a questo referendum, dobbiamo pensare a un referendum truffa, perché di questo si tratta. Perché in realtà con questo referendum non si vuole proporre semplicemente la riduzione dei parlamentari, no, si vuole modificare la forma di Stato italiano. Dovrebbe essere una repubblica democratica, parlamentare, la si vuole far diventare una repubblica governamentale, cioè oligarchica, il potere concentrato nelle mani di pochi. Già oggi è così, perché è il governo che propone le leggi. Voi provate a pensare alle leggi, la funzione legislativa, la potestà legislativa dovrebbe essere del Parlamento. E allora che interesse dovrebbe esserci nella riduzione dei parlamentari se la potestà legislativa che viene esercitata in nome e per conto del popolo italiano vengono tagliati i parlamentari? È ovvio che questo potere non viene cancellato, viene attribuito a qualche altro soggetto. Ecco quindi che per fare un referendum truffa ci vogliono anche i personaggi che si prestano a questa truffa. C'è l'elite, qualcuno l'ha già detto, leggendo in questi giorni un testo di Marx, vecchio ma attuale, il 18 Brumaio, è facile capire come le elite sfruttano sempre o il proletariato o il sottoproletariato per i propri comodi. Quindi voi che votate sì pensando di colpire la casta, state colpendo voi stessi, perché se fino ad ora la vostra protesta è perché non siete stati rappresentati, con questo referendum votando sì, voi acconsentite per il futuro di non essere più rappresentati.
perché questo è questo referendum, non è altro. Vi stanno chiedendo di rinunciare alla vostra rappresentanza in Parlamento. Quindi c'è un mandante, l'elite, quei poteri finanziari, le lobby finanziarie, farmaceutiche, bancarie, che sono i veri mandanti. Poi serve sempre un utile idiota. L'utile idiota è il Movimento 5 Stelle. I danneggiati siamo noi sardi, noi cittadini, che purtroppo, se dovesse passare il sì con questo referendum, non saremo più rappresentati. Avremmo una forma di Stato che noi non abbiamo scelto, perché ci stanno chiedendo di scegliere sul numero di parlamentari, ma in realtà l'obiettivo è un altro, ed è quello di incidere su una parte della Costituzione che giuridicamente si dovrebbe considerare inviolabile, e cioè l'Italia è una repubblica democratica parlamentare. Su questo non dovrebbe esserci la possibilità nemmeno di un referendum, e tant'è che non lo possono proporre, perché ci vorrebbe un'assemblea costituente. E a proposito dell'assemblea costituente, questa Costituzione è stata studiata, è stata votata da chi qualche mese prima, per i propri ideali politici, rischiava la vita, da persone che hanno conosciuto la guerra, il carcere, che hanno conosciuto la dittatura, da persone come Nilde Iotti, Emilio Lussu. E allora vi faccio una domanda: da chi verrà modificata questa Costituzione? Dagli aiuti degli idioti utili o utili idioti. Quindi il mio appello è votare no, perché è una grande presa in giro. Ci vogliono convincere che ne avremo benefici, ma non avremo alcun beneficio. I benefici li avranno i Meloni, la Salvini, i Brunetta, persone che verranno comunque rielette, perché hanno il proprio clientelismo, perché hanno il proprio portafoglio politico. Evitiamo questo, perché altrimenti eviteremo anche il ricambio generazionale, perché i giovani verranno tagliati fuori col sì, perché non ci sarà una rappresentanza dei nostri territori. Quindi, e concludo, non facciamoci prendere in giro da degli idioti utili. Grazie a tutti. Grazie Michele Zuddas, che ricordo essere il segretario del Partito Comunista Italiano della Federazione di Cagliari. Diamo la parola adesso a Vincenzo Monaco, collegato da Sassari, rappresentante del Comitato per il No di Sassari, è attivo in varie iniziative che si svolgeranno non solo a Sassari ma anche in altri territori. Prego, Vincenzo, puoi parlare. Grazie Roberto. Ma è chiaro a noi tutti che questa Costituzione dà fastidio. Ognuno di noi può pensare autonomamente, ma anche collettivamente, a chi dà fastidio, a chi effettivamente ha bisogno dell'Italia come soggetto da utilizzare nei grandi interessi mondiali. Sono stato coordinatore anche nel 2016 del Comitato per il No, per le modifiche per Renzi. Oggi Renzi è per il sì. Il 94% degli italiani ha votato per il no. 5 Stelle era per il no. Lavorava a fianco a noi nei gazebo per distribuire volantini, per incontrare le persone, e oggi è il proponente fondamentale per il sì, in seguito a una promessa elettorale fatta nel 2013 in un cartello di 12 punti promessi agli italiani. Il PD era per il sì allora, la Renzi, così come lo è oggi. Da ciò che succederà in questo referendum, noi come Sardegna aumenteremo la nostra grande difficoltà, la nostra mancanza di riconoscimento di una parità come cittadini, come una regione, come un'economia, e partiremo da sotto zero se vince il sì. Ma se vince il no, noi abbiamo una grande opportunità, che è quella di partire da zero, perché
questi anni. In questi 70 anni la Sardegna è stata penalizzata come presenza in Parlamento, più delle altre regioni, e in termini sostanziali, dopo 70 anni di azioni pesanti, in termini produttivi, pensiamo alle grandi attività produttive che si sono formate in questi decenni, in termini economici, in termini ambientali, in termini occupativi, pensiamo anche ai nostri giovani migranti, in termini dei trasporti, la sanità, la cultura. Cosa verrà dopo questo referendum? Che cosa ci aspetta? Allora, all'interno del Comitato per il No, in una videoconferenza nazionale, a livello nazionale, ho chiesto di poter discutere di questo nostro impegno nei territori, di una necessità di una nuova questione sarda. Quella del passato è fallita, ci hanno abbinato a una questione meridionale. La questione sarda è bellissima. E questa questione sarda non potrà che essere portata avanti dalle donne e dai giovani, perché le vecchie generazioni politiche hanno in gran parte fallito. E nel nostro documento come Comitato per il No, oltre a evidenziare il carattere oligarchico della riforma, voglio riprendere alcuni punti. L'elezione del capo dello Stato è stata affidata alla sola maggioranza parlamentare. E guardate che questo aspetto dell'elezione del Presidente della Repubblica sta diventando centrale, perché membri della Corte Costituzionale che hanno bocciato i ricorsi dell'avvocato Besostri a diventare Presidente della Repubblica. Si parla oggi invece di una riconferma dell'attuale Presidente della Repubblica. Ma non è che l'obiettivo di questi... Alza la voce, Vincenzo, non ti senti benissimo. Non è che l'obiettivo di questi proponenti del sì è quella di arrivare a una repubblica presidenziale, con la riduzione del peso, del ruolo della democrazia, è una oligarchia che può servire anche ai grandi interessi, voi interni europei, voi mondiali, perché hanno sposato il passaggio, soprattutto i partiti di sinistra, da un socialismo a un socialismo liberale, per poi diventare più liberali dei liberali. Questo è un passaggio delicato di quello che sta avvenendo. Il peso dei parlamentari eletti all'estero, che pur se ridotti da 18 a 12, potrebbe risultare decisivo nella tenuta del governo, a dispetto della volontà del voto nazionale. Guardate, dal 2016 ad oggi i consulenti, i legislatori si sono affinati. Quella battaglia persa nel 2016 con il 94% degli italiani che hanno detto no, loro la stanno aggirando, semplificando la strada verso il loro obiettivo. Ecco perché il nostro no ha veramente un valore di evitare che la democrazia scada nella oligarchia e poi in quello che è già avvenuto negli anni 20 del secolo scorso. È veramente un grande rischio. Vediamo un po', ma se pensiamo non solo ai nostri figli, e proviamo a pensare anche ai nostri nipoti, che cosa stiamo lasciando a questi nipoti, che adesso sono dei bambini? No, abbiamo ricevuto in eredità questo grande patrimonio negativo. Noi abbiamo vissuto 70 anni in una democrazia imperfetta, sempre migliorabile, con una Costituzione che è stata un ombrello protettivo, ma adesso senza questa Costituzione che verrà smontata pezzo per pezzo, rischiamo di lasciare una eredità
pesantissimo. Ecco, questi soggetti quali noi dobbiamo pensare, e i giovani, compreso quelli che sono dovuti emigrare all'estero, perché in questa nostra terra di Sardegna non c'è stata la capacità di creare nuova occupazione, quella che c'è, e dopo il coronavirus diventa anche solitaria nel telelavoro, essere rinchiusi in casa, nel non avere vita sociale, nel non avere vita sindacale, e qui un piccolo pensiero anche alla politica del sindacato che deve cambiare. Non è possibile che si continui a vivere in un'Unione Europea dove ogni nazione, ogni Stato ha il suo contratto collettivo nazionale. È giunta l'ora che si faccia il salto in avanti. Alza la voce, Vincenzo. C'è bisogno di una Confederazione Europea dei Sindacati che riesca per un contratto collettivo europeo con 2 fasce per le nazioni, gli stati più ricchi, con una fascia più bassa, ma che nel tempo dovranno andarsi ad avvicinare per unificarsi in un'unica fascia. Tutto questo è il grande lavoro che si aspetta, insieme anche a quello del cambiamento istituzionale della Unione Europea, a quello che dovrà essere il federalismo europeo, e tutti gli altri del manifesto di Ventotene non sono riusciti a far nella vita, nell'interesse dei cittadini, perché i politici chiaramente l'hanno passato. Abbiamo un programma di lavoro veramente intenso dal 22 di settembre in poi, e noi possiamo, con una nuova questione sarda, unirci per lavorare insieme, per confrontarci e per creare le condizioni affinché ci sia una nuova classe politica, partendo dalla Sardegna, per poi contagiare le altre regioni e contagiare anche l'Europa. Questo è il nostro messaggio, questo è il nostro impegno a renderci disponibili in questa nuova stagione della nostra vita. Grazie. Grazie Vincenzo, grazie per il tuo impegno nel comitato di Sassari, ma soprattutto nel comitato sardo, nella pianificazione di tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo. Ora ci colleghiamo con il Medio Campidano, con Mariano. Ok, Mariano, ci senti? Ti senti? Sì, vi sento. Mariano Cadeddu fa parte del comitato per il no del Medio Campidano ed è anche il segretario del Partito della Rifondazione Comunista del Circolo di Guspini. Ci tenevo a specificare che anche Rifondazione Comunista Sardegna è presente nel comitato per il no e sostiene da sempre, da prima della pandemia, le ragioni del no nel referendum. Prego Mariano, puoi parlare. Sì, ciao a tutti. Il comitato per il no del Medio Campidano è un comitato spontaneo, è nato proprio con l'obiettivo di bloccare in tutti i modi questa ondata folle, io la chiamo folle, di teorie che bisogna per forza cambiare. Quindi nel comitato che è nato qua a Guspini ci sono esponenti di tutte le categorie, di tutti i partiti, di tutti quelli che la pensano che la Costituzione è una cosa seria e per modificarla ci vogliono persone serie e idee serie. E come dicevamo 4 anni fa, quando un folle come Renzi portò il popolo italiano a decidere, si decise di lasciare quello che c'è. Non capisco perché dopo 4 anni continuiamo ad avere questi attacchi alla Costituzione. Noi riteniamo, ma per il mio DNA, io dal 96 faccio battaglie perché la Costituzione italiana venga modificata, insieme al partito che rappresento e che ho sempre sostenuto, perché riteniamo che le leggi costituenti vanno rispettate
e sono le persone che devono cambiare, non le leggi. Le persone che rappresentano gli italiani, le persone che vanno dentro il Parlamento italiano, le persone che portano le istanze dei territori. Se noi continuiamo a pensare che modificare le leggi... Si è interrotto il collegamento con il Medio Campidano. Si è interrotto? No, adesso si è ripreso, adesso si è ripreso. Prego, Mariano, continua pure a parlare. No. Niente, collegamento col Medio Campidano. Vediamo se... Ok. Mariano, puoi parlare? Sì, io abbiamo sto ripreso. Ah, ok. Sarò molto veloce, quindi condivido tutto quello che si è detto, però sottolineo che è dal 96 che c'è un attacco continuo alla Costituzione e che va fermato per l'ennesima volta. Io non pensavo che dopo 4 anni, dopo il 2016, dovevamo rifare una cosa che pensavo fosse ormai chiarita. Quindi per me l'obiettivo è cercare di convincere il massimo delle persone, che non è semplice convincerle, che il fatto dei numeri non è sostanziale. Io faccio sempre un paragone, chiudo qua, poi chiedo se è possibile un coordinamento, in quanto anche per il materiale, se esiste materiale, per volantini, oppure ci autogestiamo, però io faccio sempre questo paragone. È la seconda che hai detto, ci autogestiamo, è la seconda che hai detto, ci autogestiamo. Ci autogestiamo. Dopo questo collegamento ci sentiamo anche domani e va bene. Diciamo alcune cose su come, diciamo, pianificare gli attachinaggi e le prossime iniziative. Continua pure a parlare. Sì. Vabbè, no, volevo chiudere con questo, perché qualcuno mi chiede sempre, ma come mai? Allora io faccio paragone, che non è proprio opportuno fare paragoni quando si parla della Costituzione italiana, che per me è una delle migliori, se non la migliore nel mondo. Però faccio sempre... Niente, il collegamento col Medio Campidano è abbastanza difficoltoso. Io però, visto che sono le 19:17, insomma abbiamo superato l'ora, abbiamo sentito tutti i nostri interventi e sarà... ecco, riprendo Mariano, ci tengo... Mariano, concludi pure, sì, concludi pure il tuo intervento. Pronto? Perché ci stiamo avviando alle conclusioni della nostra iniziativa. No, ma ti sentiamo, Roberto? Parla, ti sentiamo. Mi sentite? Sì, parla. Parla? Sì, mi senti? Sì. Sì, ok, non si perde il collegamento. E chiudevo con questo. Tanto ci dobbiamo risentire con te, Roberto, ci sentiamo tramite WhatsApp e quant'altro. Il paragone che facevo, che è assurdo, è con gli inglesi. Gli inglesi non hanno mai cambiato il loro sistema elettorale, il loro sistema di governo, hanno cambiato le persone che dovevano entrarci lì dentro, ed è quello che dovremmo fare noi. Chiudo qua. Grazie Mariano. Grazie Mariano e grazie a tutti, grazie a tutte le persone che sono intervenute stasera, Maria Laura Orru, Michele Zudas, Andrea Zudas, Claudia Ortu, Vincenzo Monaco, Giovanna Casagrande, Mariano Cadeddu dal Medio Campidano, tutte le persone che ci hanno scritto di poter intervenire e che non potranno intervenire per una questione di tempi, e soprattutto tutte le persone che hanno deciso di ascoltarci sia in diretta YouTube sia in diretta Facebook. Questa non è l'ultima iniziativa che organizzeremo come Comitato Sardo per il no, ce ne sarà un'altra la prossima settimana in programma. Ci sarà una conferenza stampa finale che organizzeremo il 15 di settembre a Cagliari, una conferenza stampa regionale con tutti i soggetti politici, soggetti
sindacali, soggetti del mondo dell'associazionismo che vorranno partecipare, perché sarà aperta a tutti e a tutte. Ci sono anche altre assemblee dal vivo, quindi non solamente sul web, programmate a Sassari e a Nuoro. Comunicheremo poi le date sia nel sito del Manifesto Sardo, sia alla stampa e a tutte le redazioni della Sardegna. Siamo disponibili a pianificare e organizzare iniziative in tutti i territori della Sardegna. Tutte le organizzazioni che aderiscono al Comitato Sardo per il No sono a disposizione per viaggiare in tutti i territori, in tutte le città, in tutti i paesi della Sardegna, per incontrare anche quei 5-10 cittadini e cittadine che vogliono saperne di più, che non hanno preso ancora una decisione, che sono incerti, che sono confusi. Le nostre attiviste e i nostri attivisti sono a disposizione per tutte le iniziative in tutti i territori della Sardegna. Vi saluto, vi ringrazio e buona serata, grazie per aver ascoltato questa diretta. Teniamoci in contatto e speriamo che vinca il no nel referendum del 20 e del 21. A presto, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Buona serata, ciao. Grazie mille.